Un nuovo monitor multiparametrico per l'unità operativa complessa di terapia intensiva dell'ospedale di Jesolo. A ricevere lo strumento, dono del Rotaract Club San Donà di Piave Portogruaro Jesolo, è stato ieri pomeriggio il dottor Alan Pettenà, ingegnere clinico dell'azienda sanitaria. Vista l'emergenza sanitaria da coronavirus, il club ha scelto di utilizzare i fondi che erano già stati destinati per un service che era quello degli auguri in pediatria, per un qualcosa che potesse servire ed essere più utile in questo momento di emergenza. Quindi abbiamo ordinato e oggi abbiamo consegnato un monitor multiparametrico e nelle prossime settimane arriverà anche il carrello per il monitor, insomma, ecco. Siamo soddisfatti della donazione perché serve e sempre servirà questa strumentazione. Siamo anche preoccupati per la situazione e speriamo che si possa risolvere al più presto. Confidiamo nella capacità, nella competenza di tanti medici e operatori sanitari e di tutti coloro che lottano in prima linea anche contro questa emergenza sanitaria che è di livello non solo nazionale ma direi internazionale. Abbiamo ringraziato tutti coloro che stanno partecipando alle iniziative sia benefiche ma anche che in prima persona, quindi penso a medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici, ausiliari, medici di famiglia, pediatri, insomma tutti quanti che con la loro esperienza, con la loro capacità e con la loro determinazione combattono, ecco, contro questa emergenza.